Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale, sono Emanuele Artipagni ed oggi parleremo di un continente e di due razze cinofile che sono probabilmente le due razze cinofile tra le più interessanti non solo del continente ma forse tra le più interessanti del pianeta. Dogo argentino e fila brasileiro, cani enormi, potenti, pesanti, a volte perfino inquietanti. E due nomi più di tutti hanno alimentato miti, paure, discussioni, a volte litigate e fantasie. Il dogo argentino e il fila brasileiro. Il problema è che oggi questi due cani vengono raccontati sempre allo stesso modo, come se fossero due bestie feroci da mettere una contro l'altra. Chi vince? Chi morde più forte? Chi fa più paura? Le solite cose. Una sorta di hype, di content. Ma il punto non è quello. Perché il dogo argentino e il fila brasileiro non sono soltanto due razze. Sono due idee completamente diverse di forza. Sono un prodotto che è stato tirato fuori grazie ad una e a diverse selezioni impressionanti. Una nasce per andare incontro al conflitto, l'altro per impedirgli di entrare nel proprio territorio. Uno corre, l'altro aspetta. E se non capisci questa differenza, non hai capito niente del dogo né del fila. Per capire davvero il dogo argentino bisogna fare una cosa che oggi quasi nessuno fa più: dimenticare Instagram. Perché il dogo non nasce per fare il duro nei reel, non nasce per fare il cane da parcheggio, non nasce per fare il simbolo del proprietario frustrato che vuole sentirsi potente, non è un'elongazione delle proprie evidentemente sensibilità. Il dogo argentino nasce per lavorare. Argentina, inizio Novecento, territori enormi, caldo, polvere, caccia grossa, cinghiali, puma, animali che se sbagli non perdi una gara. Ci rimani. Ora, su questo non ridete, nel senso che io potrei sbagliarmi sulle pronunce, ed è qui che entra in scena un uomo, un personaggio, Martinez, Antonio, un uomo che aveva un'idea folle: creare il cane da caccia totale, che se dovessi raccontarla la gente mi direbbe: tu sei un pazzo, quello è un'altra cosa. No, fermi, e attenzione, perché qui c'è già una differenza enorme rispetto a quello che racconta internet. Il dogo argentino non nasce come cane da guardia, nasce come cane da presa venatoria. Un'altra storia. Questa differenza cambia completamente la testa, la struttura, la selezione e ovviamente e perfino, chiedo scusa per la licenza narrativa, il carattere. Per costruire il dogo, Nores Martinez parte dal vecchio Perro de Pelea Cordobés, chiedo scusa, non vi arrabbiate, amici che mi guarderete in Argentina, siate più buoni di quanto non siano a volte alcuni. Comunque, Perro de Pelea Cordobés o Cordobe, un cane durissimo, resistentissimo, ma con un problema enorme: combatteva troppo anche con gli altri cani. E questo, per un cane che deve lavorare in muta, è un disastro. Lo so io e lo sapete voi. Allora inizia una selezione quasi maniacale: pointer per l'olfatto e la cerca, il tracking, alano per struttura, potenza, all'epoca erano molto solidi, bull terrier per tenacia, boxer, il boxer è un proiettile per reattività, mastino per solidità,
Irish Wolfhound o Wolfhound per allungo e resistenza. Ma il punto non era creare un mostro, il Frankenstein, il punto era creare un atleta da presa venatoria. E questa è la prima cosa che la gente non capisce del dogo, ed è difficile perché quando io smetto anche di discutere, perché poi dopo diventa una cosa che non ha più a che fare con il mio modo di percepire non solo il racconto, ma la cinofilia. Il dogo non è un mastino statico. Il dogo è un cane che entra, corre, cerca, insegue, aggancia, tiene e deve continuare a respirare mentre lo fa. Attenzione alla morfologia. È un po' come costruire un pastore tedesco nel rettangolo e poi chiedergli di essere un galoppatore. No, perché se sei costruito nel rettangolo sei un trottatore, se sei costruito nel quadrato sei un galoppatore. Respirazione, non può essere un mastino solito, ma insolito, e questo è il dogo. Ed è qui che la morfologia diventa spettacolare, è una esplosione, perché ogni pezzo del dogo ha un motivo e dovrebbe essere amato e rispettato per la grandezza immaginifica di chi lo ha pensato, lo ha strutturato, lo ha creato. Il mantello bianco non è estetica, è funzione. Durante la caccia, nel caos, nella polvere, tra sangue, vegetazione e movimento, il cacciatore doveva e deve, qualora se ancora qualcuno dovesse praticarla, distinguere immediatamente il cane dal puma o dal cinghiale. Le labbra corte sono per respirare meglio durante la presa. La struttura asciutta perché un cane troppo pesante muore. Il dogo deve entrare forte, ma deve anche resistere. E qui arriviamo forse alla cosa più interessante di tutte. Il dogo, per lavorare davvero, deve avere un controllo mentale. Perché un cane totalmente fuori controllo non potrebbe mai lavorare in muta. E allora succede una cosa incredibile. La razza che internet racconta come cane assassino, in realtà nasce da una selezione che richiede cooperazione. Questa parola, no? Capite quanto è distante la realtà dalla narrativa? Il dogo argentino non nasce per intimidire, nasce per arrivare. E questa è la differenza gigantesca. Il fila brasileiro, se il dogo argentino è un cane che va verso il conflitto, e qui abbiamo ovviamente cambiato, il fila brasileiro è un cane che il conflitto lo aspetta, sta così, non vede l'ora. Però non va de moda dire queste cose. Ed è qui che tante persone sbagliano completamente lettura. E la sbagliano accademicamente, tecnicamente, tatticamente, culturalmente, morfologicamente. Perché la cinofilia non è un gioco. Ed è forse una delle cose più belle del mondo che mi accompagna da quando sono bambino. E questo canale è per quelle persone che come me desideravano un cane da bambino e ancora oggi, a 50 anni, è uno dei motori più belli che abbiamo. Perché oggi viviamo in una società che pretende che tutti i cani siano socievoli, aperti, gestibili da chiunque, pet friendly, da aperitivo. Beh, nel caso anche del fila brasileiro, che non è quello che avete appena sentito, quello è il cane mio, però vedi, Extra c'ha questa cosa che deve intervenire, bello dalla diretta. Il filo brasileiro, no. Ora, stacchiamo dalla pampa argentina, immaginiamo il mondo, dividiamo il Sud America, andiamo in Brasile. Il fila nasce in un Brasile enorme, duro, violento, rurale. Un Brasile fatto, perdonatemi le pronunce, fatto di fazendas, territori giganteschi, bestiame, isolamento, schiavitù, banditi, animali selvatici. E in quel mondo serviva un cane che non avesse bisogno di istruzioni. Il fila non nasce per fare sport e lo vedi già guardare il fila quando ha questo modo di ambiare, no? Quando cammina, tu fa gli angoli, fa così, tu lo guardi e dici, ma perché il fila vero non fa questo, fa questo, ambia.
Non nasce, attenzione, questa è un po' complessa, per rincorrere, non nasce per collaborare continuamente con l'uomo come il dogo argentino, ok? Dogo, cane venatorio, nasce per collaborare. Il fila, attenzione perché con questa parola cambia tutto, nasce per presidiare. Dietro il fila brasileiro troviamo Mastiff, Bulldog antico, Bloodhound e già qui si capisce che tipo di cane stavano cercando, ma non va di moda dirlo. Bloodhound. Il Bloodhound porta fiuto, tracciamento, capacità di seguire testardaggine, il Mastiff porta massa, pressione psicologica, il Bulldog antico porta quella capacità di affrontare il conflitto non senza arretrare, non è proprio una possibilità, ma il risultato finale non è un cane da attacco, è un cane da controllo territoriale. Ora io c'è questa parola che la scriverò anche, io non so come si pronuncia, la oieriza, non lo so, perché qualcuno dice che è portoghese, giustamente, altri sostengono che è pronunciabile anche in catalano, io non lo so, tanto non conosco né il portoghese né il catalano, quindi fatelo voi così vi divertite nei commenti. E arriviamo al punto più importante di tutto il video. La oieriza, che oggi viene tradotta malissimo con aggressività. No! È qualcosa di molto più radicato e profondo. Attenzione perché è una tipicità che ha solo questo cane. È una diffidenza genetica verso l'estraneo. L'avevate mai sentita questa cosa? Il fila brasileiro è probabilmente l'unico cane al mondo che ha questa non particolarità, tipicità, non costruita, non insegnata, non addestrata, selezionata, cioè non nasce dopo gliela mettiamo, nasce con questa roba dentro. Il fila non vuole piacerti e in questa cosa, in questo mondo di aperitivi, di cani pet friendly, di nuovi metodi di comunicazione, manda in tilt il cervello moderno. Perché oggi siamo abituati a pensare che il cane perfetto sia quello che si fa toccare da tutti, che ama tutti, che accetta tutti. Beh, lui no. Il fila brasileiro nasce dicendo una cosa molto semplice. Questo spazio, cioè la sua propriocezione, non è tuo, è mio. Tutto ciò che è mio, la propriocezione, cioè la sua capacità di entrare all'interno, di muoversi all'interno di uno spazio. E anche qui la morfologia racconta perfettamente la funzione. La pelle larga non è casuale. Protezione. Se un animale morde, la pelle si sposta. Guardatelo un fila, si sposta. Il corpo resta protetto. Quel famoso passo di cui parlavo prima, no? Il cammellato, che tu lo vedi, cioè tu lo vedi un fila, non gli dai €1, lo vedi, ma che... Quel passo cammellato, quella è efficienza. Il fila doveva spostarsi per chilometri, questo passaggio io ero indeciso se metterlo qua perché avevo paura che creasse dei problemi, invece ve lo racconto. Il fila doveva spostarsi per chilometri consumando meno energia possibile. Sapete per quale motivo viene creato il fila brasileiro? Per rincorrere gli schiavi che scappavano. E quando scappi per sopravvivere, corri tanto. Il fila non nasce per andare a caccia. Queste selezioni, queste antipatie, questa tipicità è stata voluta in un mondo che era quel mondo lì. Il giudizio morale e il chirurgo etico a noi non serve. Io devo raccontare cinofilia.
Non devo raccontare cose che non hanno a che fare con questo. Scappavano dalle piantagioni di zucchero, di cotone, gli schiavi, fiuto del Blue Hound, partiva e cercava chilometri. Quando qualcuno scappa per salvarsi la pelle, scappa, si nasconde sull'albero, dentro l'acqua, e lui ti doveva trovare e ti trovava. È probabilmente uno dei cani che in questo senso ha fatto tanti danni? Sì. E guardate bene una cosa, il dogo sembra morfologicamente sempre pronto a partire. Il fila sembra già piazzato, differenza enorme. Il dogo entra, il fila blocca, il dogo lavora sull'obiettivo, il fila lavora sul limite, il dogo ti raggiunge, il fila ti dice non entrare, io difendo questa fazienda, in entrata e in uscita. Ed è qui che nasce l'ennesimo problema moderno. Oggi tantissime persone comprano cani senza voler accettare quello che quei cani sono davvero. Sapete quante cose ha dovuto accettare mia moglie per avere a casa un Malinois o un Malin? Tante. Mi ama, l'ho fatto. E vale per Malinois, pastore tedesco, fila, mastino napoletano. È una responsabilità. Perché dire voglio un fila, fa figo. Ma vivere davvero con un cane selezionato per diffidare geneticamente dall'estraneo è un'altra storia. Credetemi, è un'altra storia. Soprattutto se lo prendi da chi seleziona un determinato tipo di cani, che sono quelli che nascono così. E allora succede una cosa terribile, la società prende razze nate per funzioni estreme, le mette nei condomini, come è successo con l'Husky, che ha salvato un continente da malattie infattive portando i vaccini, perché non è stato solamente un balto, anche altri cani. Questi cani li mette nei condomini, li trasforma in status symbol e poi si sorprende se la genetica continua a esistere. Sapete cosa ha salvato fino adesso il fila brasileiro? Che probabilmente non è così fico agli occhi di molti come altri cani, altrimenti sarebbe già distrutto. Il fila brasileiro non è un cane che vuole dominare il mondo, è un cane che protegge il proprio di mondo. E questa è una differenza gigantesca. Voglio concludere questo video facendo passare una cosa per me molto importante. Qui non c'è una morale, nel senso che so che alcuni ricercano un determinato tipo di video per raccontarsela. So che molte persone necessitano, come Carrerer avrebbe detto nel suo libro sull'avversario, la necessità di costruirsi una realtà che giustifichi la propria realtà ego-riferita cinofila. Io credo che si sia giunti ad un punto dove la morale la dobbiamo mettere da una parte e raccontare la cinofilia per quello che è nel merito, senza il chirurgo etico, senza stare qui a menarsela su ha detto bene, ha detto male. Provare a raccontare se c'è qualcosa di riscontrabile, e un conto è l'opinione personale, un conto è per cosa nasce un cane. Io sono dell'idea che l'umiltà apre tutte le porte del mondo e che quindi a volte accettare anche cose che non necessariamente ci piacciono può tornare utile a me, a voi, a noi, a tutti quanti, per capire cosa realmente e realisticamente amiamo. Io amo in modo spassionato la cinofilia. Nei miei video troverete un sacco di volte questo è il mio cane preferito, questo è il mio cane preferito. Io ho tutti i cani preferiti perché non resisto, perché per me sono tutti straordinari, ma quello che è straordinario è sapere che sono tanti mila anni che in questo pianeta noi abbiamo avuto un solo alleato, perché il cavallo non è un nostro alleato, perché il pesce rosso non è un nostro alleato. Noi, da che è nato il genere umano, o di lì a poco, è testimoniato anche nei testi sacri, abbiamo avuto sempre un solo alleato, il cane, che ha scelto per convenienza, lo dobbiamo ancora capire, per qualcuno dice una cosa, di stare al nostro fianco. Ecco, io credo che si debba
dal barboncino Toy all'Irish Wolfhound, il massimo rispetto per chi ha deciso di stare vicino tutto questo tempo a dei pazzi. Se questi contenuti vi piacciono, sostenete il canale, abbonatevi al canale, iscrivetevi ai miei profili social, nel senso molti vivono questa community così, tanto no, a me piace proprio, fatemi domande, scrivete nei commenti, commentate, a me piace, ma soprattutto fatevi vedere che ci siete, quindi fate girare i video, tanto nel tempo abbiamo costruito una community non tossica, si escludono da solo, cioè quelli che entrano, il cane mio, quelli si escludono da solo, quindi seguitemi su LinkedIn, su Facebook, su Instagram, ho un canale Telegram che si chiama Emanuele Artibani, ho voluto dare un nome originale, seguitemi dappertutto, tanto sapete come trovare, cercatemi e seguitemi, magari fatemi anche riconoscere perché è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Ricordo che ogni martedì esce un nuovo video e vi chiedo anche di mandarmi i vostri suggerimenti su quali sono i video che vorreste vedere. Non sono un jukebox, però magari provo a fare quelli che più o meno piacciono a tutti. Oh, magari piacciono a me.